Ben ritrovati, eccoci qua puntuali come ogni settimana per parlare insieme a voi, insieme ai nostri graditi ospiti. Intanto saluto il nostro avvocato Pierpaolo Rodigliero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato. Bentornato. Siamo a distanza di sicurezza, Sì. possiamo togliere anche la mascherina. No, ma è ormai diventato un'abitudine, fa benissimo. Tenerla sempre. Anche perché insomma i contagi non è che stiano andando proprio benissimo qua. No, stiamo peggiorando, per cui è motivo di preoccupazione. Beh, quindi noi lo raccomandiamo sempre, no? Distanza fisica, non mi piace dire distanza sociale, è brutto, invece distanza fisica sì, è meglio, e poi la mascherina. E cerchiamo di stare attenti per uscire da questo incubo che davvero va avanti da troppi mesi, speriamo davvero. Vedremo intanto se ci sono delle novità, perché ne stiamo parlando da tempo, insomma questa crisi sanitaria si ripercuote chiaramente sulle tasche di molti cittadini, perché purtroppo moltissimi esercizi commerciali sono stati costretti a chiudere, altri hanno riaperto, poi sono stati richiusi, altri invece non hanno riaperto per nulla, quindi ci sono molti imprenditori in serie difficoltà e molti dipendenti davvero che non sanno cosa sarà per loro il futuro. Adesso c'è il blocco dei licenziamenti, ma poi che cosa accadrà? C'è un punto interrogativo enorme. C'è un punto interrogativo, l'impatto come sappiamo lo avremo in autunno, quindi fra qualche mese, perché a fine marzo diciamo, il blocco dei licenziamenti cesserà, per cui naturalmente poi sarà inondato il mercato di persone che si troveranno naturalmente senza lavoro, perché sappiamo benissimo che il blocco dei licenziamenti è fittiziamente sono persone che non hanno più posto di lavoro, ma effettivamente non ce l'hanno più, perché le aziende in crisi che non licenziano in forza di legge, naturalmente, anzi significa il contrario di un'azienda che produce. L'azienda che produce, come alcune ce ne sono, che con la pandemia, soprattutto nel campo tecnologico, medico-sanitario, naturalmente hanno incrementato sia i volumi di affari e quindi anche le occasioni di lavoro. Tutto il resto, l'Italia e soprattutto la Calabria vive di turismo, c'è il sole e quindi, che ci bacia e quindi il fatto che gli esercizi, soprattutto oltre che per una questione ludica, ma anche sportiva e soprattutto il food, che ricordiamoci che è una delle eccellenze calabresi, certo, è stato veramente deturpato, per cui sappiamo benissimo che moltissimi esercizi commerciali hanno già chiuso, molti non riapriranno e quindi diciamo, la situazione vera, l'impatto vero economico si avrà fra qualche mese. Adesso sebbene diciamo, è tutto in catastrofe dal punto di vista economico, ancora non è quello l'impatto vero. E purtroppo le lamentele sono che gli aiuti non bastano purtroppo per far sopravvivere, no, queste aziende. Lo chiediamo insieme anche ai nostri ospiti, no, che sono anche oggi in collegamento con noi, i nostri consulenti. Cristian Scalmazzi, che saluto, bentornato. Mi sente? Buonasera. Ecco, bentornate, Sì. bentornata anche a Mariella Ippolito. Grazie, bentrovati e buon pomeriggio. Quindi tra poco parleremo di questi aiuti insieme a voi, di questi aiuti che qualcosa sta arrivando, una boccata d'ossigeno per qualcuno, insomma c'è stato, però ci sono delle categorie che sono state, ahimè, dimenticate, oppure i soldi, no, che sono stati stanziati, che sono arrivati, non sono sufficienti neanche per pagare le bollette, no, della luce che continuano. Ma è proprio questo, perché non bisogna farsi impressionare dal denaro, dalla mole di denaro che viene erogato per ristorare soprattutto autonomi e partite IVA, che sono queste che sono praticamente, vivendo di servizi, venendo meno diciamo, a chi offrire questi servizi, siamo anzi le categorie più penalizzate. Bisogna andare a vedere che bisogna suddividerle, per cui 100 è una grossa cifra.
tasse, però ad ognuno vanno 20 centesimi, diciamo che tutti quanti muoiono, per cui diciamo questo è, per cui molti, soprattutto esercizi commerciali o autonomi, non si coprono nemmeno le spese vive, per cui diciamo... Tra poco ne parleremo anche con i nostri consulenti, però intanto sono già arrivate alcune domande per lei, Avvocato, perché i problemi quotidiani, no? Che sono quelli che permeano le famiglie da vicino quotidianamente. Certo, c'è l'emergenza sanitaria, l'emergenza economica, abbiamo visto, torneremo a parlare anche del reddito di emergenza, noi chiaramente daremo notizie di questi aiuti, però ci sono proprio le esigenze quotidiane, le bollette del gas, della luce che continuano ad arrivare anche a molte famiglie, magari hanno avuto una riduzione notevole di reddito, le difficoltà non mancano e ci sono appunto queste domande per lei. Il nostro telespettatore ci scrive: ho ricevuto una bolletta che mi sembra di importo esagerato rispetto ai miei consumi abituali, che cosa devo fare? Allora, come sempre con tutte le forniture, quindi diciamo luce, acqua, gas, telefono, quando si hanno, diciamo, si ha l'impressione che sono esagerate rispetto al consumo normale, innanzitutto bisogna richiedere al gestore o al fornitore del servizio un controllo, per cui si può fare via email, via telefono, o tramite lettera raccomandata, quindi per andare a controllare il misuratore. E per quanto riguarda invece il consumo telefonico, naturalmente coloro che ancora hanno il numero fisso, eccetera, eccetera, e naturalmente tutta la fatturazione riguardante i consumi. Voglio ricordare che soprattutto per quello che più importa, che sarebbe l'energia elettrica e il gas, perché naturalmente le persone devono riscaldarsi e raffreddarsi e poi usarle per gli usi comuni, diciamo, queste due forniture, che la cosa migliore, quindi più veloce la procedura, è quella di ricorrere alle autorità garanti per l'energia e il gas. In poche parole, su tutti i siti si chiama ARERA, che praticamente ci sono dei procedimenti che funzionano molto bene e vanno, diciamo, a dipanare i dubbi e anche a risolvere molte situazioni quando si hanno proprio questi dubbi. Come si accede? Chi sa usare, c'è un'infarinatura per quanto riguarda l'uso di internet, sui siti sono molto intellegibili, oppure ci si può, in questo caso, soltanto presso le associazioni di consumatori che gratuitamente naturalmente espletano questo servizio. Per cui ecco, l'unica forma di contestazione è quella. Voglio ricordare di non fare mai l'errore che arriva una fattura per un consumo e benché ci siano i motivi, quindi fondati motivi per contestarla, quello che si riconosce dovuto bisogna prendere un bollettino in bianco e bisogna pagarlo, quindi non bisogna essere morosi totali, perché altrimenti poi depotenziano e poi staccano l'utenza, quindi ci sono costi che si vanno ad aggiungere ad altri costi. Avvocato, abbiamo una telefonata, continuiamo a parlare di bollette perché abbiamo un po' di domande proprio che riguardano le bollette. Perfetto. Probabilmente in questo periodo sono arrivate bollette un po' più salate del solito. Salutiamo chi è in linea, pronto? Salve, buonasera, sono Salvatore, sono da Cosenza. Da Cosenza, benvenuto intanto, prego. Con l'avvocato, Sì, la sta ascoltando l'avvocato. Salve, buonasera. Io pretendente di emergenza o di cittadinanza, ho un reddito di 6 o di 8.000 euro, è possibile per mia moglie fare qualcosa? Voi avete, scusate? Un ISEE o di 8.000 euro. 8.000 euro di sé, giusto? Sì. Quindi deve fare il reddito di cittadinanza, così mi pare di aver capito. O di emergenza, siccome non ce la faccio a pagare il mutuo, ho il mutuo da pagare. No. Solo la pensione di 800 euro al mese, non ce la faccio. Quindi allora sono due cose. Allora, spieghiamo cosa sono queste cose, vediamo in sono... questo caso a cosa può accedere il nostro telespettatore. Il reddito di emergenza non c'entra, poi lo andiamo a spiegare, quindi non viene erogato in questi casi. Quello che voglio significare, voi avete, quindi nello stato di famiglia c'è solamente vostra moglie. Sì, solo mia moglie. Naturalmente l'ISE è quello, però bisogna andare a vedere, è vero l'ISE, però poi il reddito.
Voi non avete depositi per più di 6.000 euro, depositi diciamo bancari o cose eccetera eccetera. Fate la domanda perché essendoci vostra moglie a carico una piccola quota ve la potete, perché non siete senza reddito, avete 8.000 euro per cui vi scende il reddito quello mensile, poi bisogna andare, avete casa di proprietà, scusate se ve lo dico? Sì, c'è un appartamento. E allora, se avete l'ISE di 8.000 euro ci rientrate, perché l'ISE, diciamo, calcola un po' tutto quanto. Un aiuto per pagare il mutuo, mi non significa reddito, sì, l'ISE certo. Non è il reddito, l'ISE è il valore economica. Ecco, quindi ci sono anche i valori immobiliari che concorrono in buona percentuale a formare poi l'ISE, quant'è ecco, la sommatoria, per cui non è quello il reddito, è la fotografia socio-economica del nucleo familiare, per cui fate la domanda e basta. Cittadinanza? Reddito di cittadinanza c'è l'età, io non so perché sicuramente siete, voi siete in pensione, la signora ha anche raggiunto l'età per essere... No, non fa niente. Quanti anni ha la signora? 61 anni. 61 anni no, perché se la di... 55. Sì. Perfetto, sì, ferme restando le norme attuali, se non le modificano, perché la signora non ha contribuzione versata, quindi ovviamente non ha, perché per quanto riguarda le dipendenti ricordiamo che c'è sempre l'opzione donna, per cui possono andare con molto anticipo in pensione, avendo naturalmente qualche decurtazione sulla pensione, però c'è l'opzione donna che potrebbe andare. Nel caso del telespettatore vostro non è questa la situazione, presentate la domanda con tutta naturalmente la documentazione che vi andranno a richiedere e poi si vede se c'è qualche problema, diciamo, ecco questo, perché non è tanto l'ISE e il reddito che vanno a vedere. Di cittadinanza allora? Ma solo il reddito di cittadinanza, e voi potete prendere solo quello. Tenete presente che il reddito di cittadinanza accordato c'è anche una quota, il mutuo naturalmente però è a carico vostro, perché c'è anche una quota per pagare o il canone di locazione o una parte del rateo di mutuo, però diciamo che sicuramente sarà, questo è assorbito da voi, per cui diciamo sarebbe esclusa da questo ulteriore beneficio. In automatico però vi prendete il bonus luce e il bonus gas, ve lo prendete subito, perché è un automatismo di legge. Per cui c'è questa riduzione in bolletta. Però quello l'hanno già fatto. Quindi lo fate per e allora tranquillamente fate fare alla signora con tutta la documentazione la domanda di reddito di cittadinanza. Naturalmente non lo prenderà pieno perché c'è il vostro reddito che comunque fa cumulo, però anche se una parte residuale aiuto. E vi voglio dire cosa? Pure per pagare il mutuo. Per pagare il mutuo, non so allora, guardate, purtroppo non ci sono tutte queste, adesso queste agevolazioni. Voi dovete provare perché ancora c'è, se è acquisto prima casa, avete optato per la moratoria, cioè per il Covid, avete optato per sospendere il pagamento del mutuo. Forse non è una strada che ha tentato, quindi per l'emergenza sanitaria. Per il Covid, voi non avete usufruito della... No, niente, nessun neanche il buono spesa. Sì, ma se non lo chiedete alla vostra banca non ve lo daranno mai. Adesso lo hanno anche prorogato, per cui per tutto il 2021, per cui invece dovete farla la domanda. Ma la domanda, avvocato, le faccio io una domanda. La possono fare tutte oppure chi ha avuto una diminuzione del reddito? No, questo, tant'è vero che i dipendenti pubblici che non hanno avuto
diminuzione forse dell'ordine e quant'altro, possono fare la hanno moratoria. avuto la moratoria del mutuo. Sì, sì. Quindi insomma consigliamo di farlo. Consigliamo in di questo farlo, caso, come no? Consigliamo perché di se ha farlo. difficoltà a pagare tutti i mesi la rata del mutuo, c'è questa opportunità, C'è viene questa sospesa. opportunità perché lo abbiamo fatto come associazione, lo abbiamo fatto a dipendenti che praticamente ovviamente non hanno risentito dal punto di vista della retribuzione Covid o non Covid, e però lo hanno ottenuto ugualmente. Quindi tutto chiaro? Sì, chiarissimo. Però rivolgetevi, per questo vi consiglio, andate a un CAF o a un patronato, quindi per fare il reddito di cittadinanza, e poi vi fanno tutte queste domandine accessorie. Ho capito. Va bene, anche per il buono spesa, no? Bisogna Per il attivarsi. buono spesa, guardate, il buono spesa sono i comuni che praticamente elargiscono il buono spesa. I comuni possono prevedere che il buono spesa possa essere usufruito anche per il pagamento delle utenze. Però bisogna recarsi presso diciamo, l'assessorato al welfare, alle politiche sociali del comune di residenza, e informarvi, perché poi mettono anche dei paletti di reddito per quanto riguarda il buono spesa. Però bisogna fare domanda. Dovete fare, però purtroppo è sempre domanda. Stessa cosa, il REM interviene soltanto qualora si sia senza reddito oppure si ha un beneficio di legge economico, e se c'è un blocco di questo beneficio interviene il REM, quindi il reddito di emergenza. È una misura provvisoria che serve a tamponare, diciamo, il periodo, che va massimo 3 mesi, quindi poi non viene più elargito, quel periodo transitorio fra un beneficio e l'altro. Questo, quindi, diciamo, è la nel caso razza del di nostro legge. risposto Del anche telespettatore non ve lo concedono. Quindi la strada, riassumendo, insomma... Riassumendo, andate al CAF, fatevi dire i documenti per vostra moglie, producete, fate la domanda, e naturalmente anche per quanto riguarda tutte queste domande, per quanto riguarda soprattutto la moratoria del mutuo, cioè sospendere il pagamento del mutuo, fatevelo fare, fatevi seguire, insomma, ecco, al CAF, che fanno online, insomma, vi fanno la richiesta presso la vostra banca. Va bene, le strade sono queste. Sempre esplicito, l'avvocato la ringrazio. Figurati. Buona serata. Grazie anche lei, quindi le difficoltà davvero quotidiane. Intanto facciamo intervenire i nostri consulenti, abbiamo visto, insomma, abbiamo un po' di domande, no? Anche che riguardano i consumi, adesso ne parleremo, cioè i consumi di elettricità, di gas, spesso in bolletta i conti non tornano, tra poco ne parleremo, però volevo far intervenire anche Cristian Scalmazzi e Mariella Ippolito, perché come ogni settimana io vi chiedo, ci sono delle novità? Iniziamo da Scalmazzi, che vedo già pronto. Buonasera, delle novità non ce ne sono. Non ci sono novità perché comunque, già come diceva il centro studi di Confcommercio, nell'arco del 2020 rispetto al 2019 abbiamo perso 390.000 imprese. Cosa significa? Sono 390.000 imprenditori che hanno deciso di abbassare le saracinesche. L'emergenza sanitaria collegata al Covid, nonché tutta la fase emergenziale, ha portato a un crollo dei consumi di quasi l'11%, che tradotti in cifre, crollo dei consumi, emergenza sanitaria, rispetto al 2019 manca all'appello sul 2020 una cifra come 120 miliardi. Quindi possiamo pensare a ristori, possiamo pensare a manovre di salvaguardia, i poveri imprenditori non possono fare null'altro che abbassare le saracinesche, perché comunque le misure che stiamo adottando sono misure tampone che non riescono a sostenere il tessuto produttivo, che già aveva leggere difficoltà di accesso al credito, di approvvigionamento di materie prime collegate al credito con i fornitori stessi, e quindi oggi queste persone non riescono più a mantenere aperta l'attività.
Se a questo poi colleghiamo tutto l'aspetto collegato al caro bollette, al problema delle locazioni, all'impossibilità comunque e al metodo utilizzato per quanto riguarda anche la gestione del credito ai proprietari, e questo non fa nient'altro che aumentare le difficoltà. E vi vorrei ricordare che le difficoltà saranno ancora più evidenti a partire da lunedì, quando sulle poste elettroniche certificate delle imprese inizieranno ad arrivare le notifiche delle prime 18 milioni di cartelle, che al di là di quello che si racconta, ad oggi non sono fermate. Ecco, insomma, bisogna mettere comunque mano al portafogli, non si sa in che modo, perché se davvero le difficoltà economiche per molti imprenditori sono queste, quindi bisognerà capire come. Intanto faccio intervenire anche Mariella Ippolito. Forse è arrivata una domanda alla quale potrebbe rispondere proprio la dottoressa Ippolito. Un nostro telespettatore ci scrive: mia moglie ha 61 anni e 16 anni di contributi agricoli. Quando può andare in pensione e deve avere 20 anni di contributi per avere la pensione? Allora, se non raggiunge i 20 anni di contributi, deve naturalmente accedere al requisito della vecchiaia, quindi può naturalmente presentare domanda, però non accedendo alla pensione contributiva, ma a quella di vecchiaia, perché per la contributiva c'è bisogno dei 20 anni, che abbia raggiunto i 20 anni. 61 Quindi, anni può fare la domanda? A 61 anni? No, 6-1, 6-1. 6-1 può fare la domanda, sì, sì, sì. A 61 anni quindi può fare la domanda di pensione di vecchiaia, quindi Sì, sì. bisogna avere i 20 anni di contributi. E poi c'è anche una domanda che riguarda la cassa integrazione. Questo nostro telespettatore o telespettatrice, perché non si firma, si rivolge all'avvocato, ma so che la dottoressa Ippolito è esperta, no? di cassa integrazione. Tra poco mi dirà le novità, no? Per quanto riguarda i tanti lavoratori che in questa nostra terra, ahimè, sono stati costretti ad andare in cassa integrazione visto il periodo di crisi. Ci scrive questo nostro telespettatore: è in cassa integrazione, sa l'inizio ma non la fine, è partita a novembre ma ad oggi non ha ricevuto nulla. Il datore di lavoro non dà chiarimenti e poi dice: devo fare una denuncia all'ispettorato del lavoro, ho il diritto di sapere quando è partita e fino a quando ci sarà questa cassa integrazione? Allora, la cassa integrazione è stata prorogata per ulteriori 12 settimane, quindi parliamo a partire dal 1° gennaio fino al 31 di marzo. Però nonostante ciò, il datore di lavoro naturalmente può comunicare l'inizio, che è certo, la fine poi naturalmente è sempre in base alle esigenze aziendali, perché in qualsiasi momento il datore di lavoro, nel caso in cui si apra una prospettiva di lavoro, ci siano delle commesse e quant'altro, può decidere di far rientrare il dipendente. Per cui è stata data questa possibilità di usufruire delle 12 settimane, ma ciò non toglie che possa essere stoppata prima, quindi magari alla fine di gennaio arriva la comunicazione al dipendente di un rientro. Quindi diciamo che questo è sempre poi da concordare lato dipendente e lato datore di lavoro. Ci dovrebbe essere, diciamo, una comunicazione anche per avere diciamo, una forma di cioè su per giù, questo poi è sempre da concordare, però se l'azienda ha delle commesse che potrebbero rientrare da un momento all'altro, ciò non toglie che magari potrebbe stopparla e far rientrare il dipendente. Quindi non tutti danno la comunicazione di un inizio e di una fine, danno comunicazione di inizio ma non necessariamente di fine, perché questo poi dipende, come dicevo prima, dalle esigenze aziendali. Si può comunque stoppare e in ogni momento far rientrare il dipendente. Grazie alla dottoressa Ippolito, noi dobbiamo dare la linea pochi minuti alla regia, rimanete con noi.
Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo intanto altre domande da fare all'avvocato Rodiero. Abbiamo accennato prima al bonus gas ed energia rispondendo al telespettatore di prima. Allora, un nostro telespettatore ci scrive: come faccio a sapere se ho diritto ad avere questo bonus gas e luce? Semplicemente per avere diritto ad avere questi bonus servono semplicemente, sono gli stessi requisiti per il reddito di cittadinanza, quindi non avere naturalmente avere un ISEE inferiore sempre ai 6.000 euro, fra cui, vi ricordo, l'ISEE non ci dice tutto quanto, e soprattutto non avere depositi, quindi depositi bancari, quindi sono superiori ai 6.000 euro, come sempre non avere intestate motoveicoli superiori ai 250, non avere autovetture che praticamente superiori a 1.600 cm3 di cilindrata, che siano stati acquistati un anno entro l'anno dalla richiesta, e naturalmente non avere, ovviamente barche, abitazioni di lusso e quant'altro, per cui in modo molto semplice al CAF con l'ISEE, e vi fanno gratuitamente la richiesta, e portare naturalmente, ovvio, una bolletta della fornitura per cui volete partecipare al bonus. Chi è bravo può anche farlo telematicamente, quindi su internet, direttamente al proprio gestore. Perfetto. Quindi si può fare nei due modi, quindi se uno, diciamo, va al CAF, altrimenti se lo può fare da casa, quindi mandando naturalmente la bolletta, in modo che lì c'è il fornitore, il numero di utenza, e quindi poi in automatico sulla fattura troverete le agevolazioni. Perfetto, sono degli sconti, visto che insomma abbiamo visto che in questo periodo stanno arrivando delle bollette abbastanza... Stanno arrivando delle bollette perché abbiamo passato i mesi, allora, da quando c'è stato, quindi da marzo del 2020, perché in modo generale in tutta Italia le utenze, quindi soprattutto acqua, luce, gas e telefono, chi c'è il telefono, perché sono aumentate, soprattutto luce e gas? Perché naturalmente si è stati più nelle abitazioni e quindi c'è stato maggiore consumo. Voglio ricordare che tutti i gestori fanno una media ponderata, cioè se si è consumato in un periodo di più, le bollette successive arriveranno tutte quante secondo il maggior consumo. Ecco perché è cosa buona e giusta andare a controllare bollette e consumo e comunicarlo al gestore per far rifatturare l'importo quando è eccessivo e quando si vede che quello che è in bolletta non corrisponde al misuratore. E anche per quanto riguarda i nuovi misuratori danno diciamo la misurazione istantanea all'utente. Non tutti i nuovi misuratori sono configurati per la lettura automatica istantanea con il gestore, per cui chi ha in casa propria un misuratore nuovo, quelli elettronici, quindi stiamo parlando di gas o di elettricità, la misurazione istantanea è per l'utente, cioè per chi possiede quel misuratore. Non tutti i misuratori sono invece collegati con il gestore, per cui in questi casi sempre bisogna fare la lettura, telefonare e dire al gestore: invece di questo consumo dal misuratore risulta questo, e vi viene rifatturato. Infatti c'era questa anticipato, quest'altra domanda che c'era arrivato, se la lettura è automatica, perché fatturano decine di kilowatt in più indicati rispetto a quelli indicati dal contatore? La lettura è automatica in generale per tutti i possessori del nuovo misuratore, non in tutte le aree d'Italia e anche nella stessa area, non in tutte le zone, è collegato automaticamente con il gestore. Ecco perché succede ciò.
Infatti ci chiedono anche come verificare i consumi delle varie tariffe. Io dico sempre, lo dico da una vita, avvocato, che per leggere la bolletta avremo bisogno dei consulenti. Ci vuole dei consulenti. Ecco, il dottoressa Scalmazzi e la dottoressa Ippolito forse potrebbero aiutarci anche a leggere le bollette. E poi tenete presente che la distonia fra le letture capita, la cosa più semplice è quando uno cambia gestore. Quando uno cambia gestore, naturalmente è tutto splafonato. Per cui non sarà il gestore che ha piazzato il misuratore elettronico, ma se voi cambiate gestore, per esempio, praticamente può darsi che non vi ci ritrovate più. Il cambio epocale sarà fra poco, quando tutti dovranno passare al mercato libero e lì tutti quanti splafoneranno, perché si passa da un gestore all'altro. Fate la scelta, perché altrimenti in automatico vi trovate nel mercato libero, ci sono in Italia 10 fornitori, quindi vi trovate, è un terno all'otto, vi potete trovare con chiunque, per cui poi ne daremo con ampio anticipo, però nel 2021, ecco, quindi entro l'estate, poi daremo i consigli per l'acquisto, per cui bisogna passare al mercato libero. Per forza, quindi chi era il vecchio gestore da una vita, insomma, lo deve Servizio Elettrico Nazionale, Enel Energia, servizio di maggior tutela, mercato di maggior tutela, si passa tutti al mercato libero e lì naturalmente capite bene che è un altro soggetto. Ecco, e bisogna stare anche molto attenti in questo periodo, perché arrivano le telefonate a casa. No, perché le telefonate... Alle persone anziane che sono a casa da sole in questo periodo, no, in cui non possono vedere nessuno, arrivano queste telefonate con queste offerte fantastiche. Non rispondete mai sì. Questa è la cosa, perché viene registrato il sì, viene registrato, e soprattutto quando arrivano le bollette a casa leggete di quale gestore è, perché il contratto telefonico si chiude, cioè si conclude consensualmente col pagamento della bolletta, per cui se è un gestore che non è il vostro, no, vi cambia il gestore, quindi passate da un gestore all'altro, vi arriva la bolletta e voi andate a pagare, è come se il consenso si fosse naturalmente chiuso, maturato, quindi espresso. Non basta solo il sì espresso per telefono? No, poi ci vuole, voi da quando ve ne accorgete da quando vi arriva il pagamento da un soggetto che non conoscete, e allora lì dovete contestare subito. Contestate, quindi non bisogna solo strappare quella bolletta? Mai strapparlo, perché altrimenti poi vi chiudono l'utenza. Quindi come sempre, mai strappare le cose, quando c'è qualche irregolarità va affrontata, e quindi o un'associazione di consumatori, un consulente di fiducia, e quindi questo... Sempre, non lo diciamo sempre, quando arriva qualcosa... Mai nel cassetto, i cassetti servono per metterci altre cose, non le bollette o le richieste di pagamento, ecco. C'è la proroga anche della morosità incolpevole? Sì, questo lo dobbiamo dire, perché per fortuna nell'ultimo decreto hanno rifinanziato il fondo di morosità incolpevole. Lo abbiamo detto più volte, ed è uno di quei fondi che paradossalmente rimane sempre pieno di soldi, perché ci sono poche richieste. Ricordiamo, fino a un ISE di 26.000 euro, quindi è un ISE alto, fino a un ISE di 26.000 euro, coloro che si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, e difficoltà significa che è pervenuto il classico sfratto, quindi una citazione per convalida di sfratto, possono accedere fino a 8.000 euro, vengono erogati da questo fondo per sanare la morosità, quindi pagare il proprietario. Per cui paradossalmente è un fondo che viene usato poco, non lo stiamo dicendo da sempre, anche per il 2021 sono rimasti soldi per il del 2020, per il 2021 è stato rifinanziato, quindi sono a disposizione, e quindi ricordiamo tutti coloro che sono destinatari di un atto di rilascio dell'immobile per morosità, avendo un ISE fino a 26.000 euro, quindi la platea è molto, molto ampia, possono ricevere fino a 8.000 euro per sanare la morosità, e sono a fondo perduto, per cui è lo Stato che li dà. Per cui evitiamo... Poco utilizzato, quindi... È poco utilizzato, quindi evitiamo che per morosità
molto inferiori le persone si trovino fuori casa. È naturalmente compatibile anche con il contributo Fitto Casa, il famoso contributo Fitto Casa che doveva servire proprio per pagare il proprietario ed alleviare il conduttore. Siccome il contributo Fitto Casa invece è molto utilizzato, Stato centrale, regione e comuni non rimpinguano quel capitolo di spesa, la percentuale che viene erogata è molto erosa e comunque viaggiano con 2 anni di ritardo, per cui molte persone si trovano in mezzo alla strada perché non arriva il contributo Fitto Casa. Approfittiamo di questo perché sono soldi che vengono dati subito, naturalmente a fondo perduto, l'ISE è 26.000 euro, vi danno 8.000 euro, per cui certo, ecco, approfittiamone perché sono soldi stanziati. Ecco, noi ne parliamo spesso. Morosità ecco, incolpevole, quindi per dubbi consulenti, si può intervenire CAF, chiaramente. patronato naturalmente, devono approfittarne perché sennò è un peccato. Certo, c'è un altro WhatsApp che ci arriva sempre sulla cassa integrazione, quindi non so se interviene la dottoressa Ippolito oppure il dottore Scalmazzi. Allora, questo telespettatore ha lo stesso problema del precedente, ne parliamo tra poco perché abbiamo una telefonata intanto. Pronto? Sì, pronto? Salve, da dove Pronto? ci chiama? Pronto? La sentiamo, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Grazie. Senti, volevo fare una domanda all'avvocato. Prego. Hai sentito parlare del fitto casa, ci hanno fatto portare i documenti come ricevute di pagamento, però a tutt'oggi, dal 2017, non abbiamo nessuna cifra. Come vi ho detto. Certo, è un problema serio questo. Voi siete in regola con il pagamento del canone? Sì. Sì, non sono arrivati i fondi. Guardate, vi ripeto, è molto usato diciamo, il contributo, aderire, perché è una legge naturalmente, aderire al contributo Fitto Casa, però purtroppo la regione, in questo caso parliamo della regione Calabria, questo capitolo di spesa che è molto sentito, purtroppo mette pochi soldi. E naturalmente sappiamo che anche i comuni di provenienza potrebbero anche mettere, diciamo, rimpinguare questo capitolo di spesa, però per carenza nelle finanze pubbliche naturalmente non si fa e naturalmente ci sono questi incidenti, come dicevamo prima, si viaggia sui 2 anni di ritardo, il telespettatore addirittura dal 2017 e questa è la storia. Proprio questa però fanno è la portare storia. documenti in comune ogni anno, vero? Sì. Ogni anno, insomma, bisogna portare questi documenti, le ricevute del... Sì, ma no, perché prima Natale ci hanno chiamato di urgenza. Andare subito in comune a portare i documenti, vi hanno detto? Sì. Insomma, uno si illude, sono arrivati i soldi. Ma perché, guardate, questa norma è una norma anti-elusione fiscale. Chiudo perché non sento più bene. Sì, la ringrazio, Sì, intanto grazie. può ascoltare attraverso il televisore, grazie. Grazie. Il contributo Fitto Casa, come il fondo per la morosità incolpevole, sono delle norme anti-elusione fiscale. Infatti fanno produrre il contratto di locazione regolarmente registrato. Sono degli adempimenti che l'ente pubblico deve assolvere, quindi l'ente pubblico è molto sollecito a diciamo, guardarsi i fatti propri, nel senso di acquisire la documentazione e siccome c'ha dei termini perentori, no? Pena, responsabilità amministrativa, nel comunicare alla Regione Calabria il nominativo di tutti coloro che sono richiedenti il contributo Fitto Casa con la documentazione, per cui al signore lo chiamano, lo hanno chiamato, non perché dovevano pagare, perché si dovevano mettere a posto loro. Ecco, insomma, questo... Però sono 3 anni di ritardo, certo. Questa è la vera sporca storia che subiamo noi cittadini spesso e volentieri dalla pubblica amministrazione. Come diceva il dottore Scalmazzi, stanno partendo in PEC le cartelle esattoriali e questo la dice lunga. Proviamo noi a ritardare di 3 anni il pagamento, ci pignorano fino alle ossa.
Cioè Certo. questo, diciamo, anche in questo caso la distonia, non c'è assolutamente nessun ammortizzatore sociale se non l'avvocatura e quindi poi i tribunali fra il cittadino e lo Stato, perché lo Certo. Stato aggredisce. Però si creano delle false aspettative nei confronti Si creano di delle queste... false aspettative perché anche gli enti pubblici devono adempiere, no, ad una procedura per cui che poi non arrivano al signore non gli importa assolutamente niente. L'importante è che acquisiscono i documenti, fanno la domanda in modo che loro si mettono a posto. Però questo, diciamo, è il gioco sporco. E io la domanda che vorrei fare, non a lei perché bisognerebbe avere la sfera di cristallo, no? Ma questi soldi arriveranno mai? Perché se aspettano dal 2015, 2016, 2017, siamo al 21, arriveranno questi soldi? E questi soldi arriveranno se le pubbliche amministrazioni ne avranno moltissime e non sapranno più dove andarla a Ecco. gettare, perché ricordiamoci che questo tipo di elargizione non porta consenso politico, perché stiamo parlando di contributo fitto casa, per cui questa fascia di popolazione che ha difficoltà non porta consenso politico, non sono altre forme di d'azione di soldi da parte dello Stato. Qui stiamo parlando, e quindi questa fascia di popolazione che per fortuna in Italia non rappresenta numeri enormi, però questo è, semplicemente per questo, non è una categoria che politicamente porta voti, semplicemente per questo. Tutte le altre forme di elargizione sono su larga scala e quindi hanno un consenso, ecco perché questo tipo, però questa è la... No, come tutti coloro che hanno i requisiti, che sono 2 o 3 anni che aspettano il contributo fitto casa, altrimenti li cacciano fuori, stanno subendo. In Italia notoriamente è un popolo che è proprietario della casa presso cui abita, per cui capiamo bene, ecco. Certo, c'è una domanda sulla morosità incolpevole e poi volevo tornare sulla cassa integrazione. Allora, vorrei sapere se questa morosità incolpevole è valida per le case ATERP e dove si deve fare la domanda. Perfetto. Allora, potete fare la domanda solo presso il comune di residenza, che c'è l'ufficio apposta, andate alle politiche sociali. Hanno i modellini? Hanno già dei Hanno i modellini, però voglio ricordarvi, portate il contratto che vi lega con l'immobile e basta, è la certificazione ISEE. Anche sul case ATERP, quindi certo. Può andare. L'ISEE, l'abbiamo detto prima, sotto i 26.000 euro e approfittatene. Certo, insomma, quindi che non bisogna fare grandi cose, portare solo il contratto, andare all'ufficio politiche sociali e fare la domanda. Quindi, e vi voglio ricordare, scusate, al telespettatore che ha mandato la domanda via WhatsApp, come ho detto prima, è morosità incolpevole. La morosità non è difficoltà a pagare, è non pagare per un periodo di tempo. Lo Stato dà a fondo perduto 8.000 euro, però 8.000 euro vi deve arrivare un atto di rilascio, quindi che chi ha difficoltà oppure non sta pagando però il proprietario nulla fa, il requisito è questo, quindi è morosità incolpevole, cioè morosità significa che non pagate. Quindi bisogna avere delle mensilità di... Arretrate è il proprietario, l'ATERP che non lo fa mai comunque, l'ATERP perché molto difficilmente, diciamo, per morosità, diciamo, ecco. Però se vi arriva un atto di rilascio per questo, eccetera, eccetera, questi sono i requisiti, quindi non è un regalo che vi fa. La morosità incolpevole da 8.000 euro, ISEE non superiore a 26.000 euro, però vi deve arrivare un atto di rilascio, cioè il proprietario rivuole la casa perché non pagate il canone, allora interviene lo Stato fino a 8.000 euro e paga il proprietario. Questo. Quindi, insomma, quando uno cioè non paga, insomma, ha delle sì, non difficoltà nel pagamento. La difficoltà nel pagamento è il contributo fitto casa che però
sono in ritardo di 2 o 3 anni, per cui comunque ci sono quelle Sarebbe difficoltà. stata una cosa carina magari far confluire questi soldi Far confluire, perché in una, per non arrivare in una repubblica normale ci sono i soldi, c'è molta gente che soffre, il fine è quello di evitare che la gente va in mezzo alla strada, andate da un capitolo all'altro, però come dicevamo prima non porta consenso questo. Va bene. Intanto parliamo della cassa integrazione, telespettatore che ha lo stesso problema del telespettatore precedente che diceva io so quando sono andato in cassa integrazione ma non so quando finirà. Dice senza un numero di protocollo come potrà l'INPS erogare i pagamenti e quando dovrò aspettare per il pagamento se lo Stato prolunga sempre le settimane? La dottoressa Ippolito. Diciamo che il protocollo l'INPS ce l'ha, i cassintegrati purtroppo sono e rimangono, a mio parere, una delle categorie che ha subito l'effetto della pandemia in modo più, diciamo, disastroso, perché purtroppo i tempi della cassa integrazione sono i tempi di arrivo della cassa integrazione sono molto lunghi, si sa quando parte la cassa integrazione, non si sa quando finisce e non arriva prima dei 90 giorni, nonostante abbia io ho potuto verificare che le casse integrazioni che sono state caricate nel mese di ottobre e novembre nel 90% dei casi sono state già erogate. Io capisco anche diciamo la domanda che ha fatto il contribuente, nel senso che sono queste 12 settimane, si parte dal 1° gennaio e naturalmente avranno dato al consulente del lavoro, il datore di lavoro, la data di periodo. Naturalmente, qualora poi il datore di lavoro intende prolungarla, questo naturalmente poi il dipendente deve sempre comunque stare alle dipendenze del datore di lavoro, nel senso che una prima fase si chiude e quindi si aspettano le erogazioni. Nel frattempo si prorogano le scadenze e si continua a caricare da parte del consulente del lavoro un ulteriore periodo. Quindi vanno sempre diciamo a piccole tranche. Ripeto, non ci sono molto tutele da questo punto di vista, funziona in questo modo, non è opinabile, non è contestabile la cosa perché purtroppo il funzionamento è questo e non, diciamo, non è obbligato, non c'è nessun obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare comunque il periodo di termine, perché sono queste 12 settimane, però ciò non toglie che a 9 settimane il datore di lavoro comunica via mail, via lettera raccomandata o tramite qualsiasi altro canale di comunicazione il rientro da parte del lavoratore. È comunque un dipendente, non dimentichiamocelo, e quindi il datore di lavoro purtroppo diciamo lo può fare tranquillamente. Devo dare la linea alla regia. Con i 5 giorni sempre di preavviso. È naturale che il datore di lavoro non può comunicare oggi per domani il rientro al lavoro, sempre con un preavviso di 5 giorni. Questo assolutamente sì, è da rispettare. Grazie dottoressa Ippolito, devo dare la linea alla regia, torneremo tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo intanto altre domande che arrivano per l'avvocato Rodigliero. Allora, un nostro telespettatore ci dice come deve comportarmi con il gestore riguardo una bolletta di energia elettrica. Non è arrivata la fattura scaduta il 23 novembre, sta facendo numerose telefonate ma questa fattura non arriva. Che deve fare? Allora, se la fattura non arriva, naturalmente se non avete opzionato per l'invio tramite mail, quindi della fattura, quindi vi arriva in forma cartacea, se siete in luogo dove la posta arriva una volta al mese, attendete.
Può darsi che il gestore praticamente non è in ritardo lui a diciamo, far pervenire diciamo, la fattura di consumo. Vi consiglio sempre una mail, ci sono i numeri per cui almeno ci sia la tracciabilità di questa richiesta che fate voi di voler ricevere diciamo, la fatturazione, semplicemente questo. L'unica accortezza poi nella fattura poi c'è anche, arrivano naturalmente per posta ordinaria, però spesso e volentieri comunque c'è il timbro di quando hanno emesso la fattura, per cui se l'emissione della fattura è praticamente quasi al limite per incorrere in morosità, naturalmente lì la morosità non la dovete pagare, poi si richiede il rimborso perché molto spesso e tanto più ci sono alcuni disguidi amministrativi per cui vi saltano un bimestre e ve ne saltano 2 e poi vi richiedono tutta la somma. No, in quel caso voi avete diritto ad una dilazione pari al ritardo con cui il gestore vi ha mandato la fatturazione, per cui se il gestore vi ha mandato la fatturazione con 5 mesi di ritardo, quando vi arriva da pagare tutta la cifra, voi avete 5 mesi per pagare, 5 mesi rateizzato naturalmente, per pagare la somma che vi è arrivata, per cui questo vi è garantito. Perfetto, intanto come diceva il dottore Scalmazzi, insomma, noi dobbiamo pagare bollette, fatture che non arrivano, cartelle esattoriali, è vero dottore Scalmazzi, che arriveranno, stanno già per bussare, no, alla porta, però intanto c'è la nuova rottamazione. Quindi dovrebbe, sì, però ancora ci sono rumors, poi non so se il dottore Scalmazzi. Sì, ecco, diciamo, la rottamazione potrebbe arrivare in primavera e giustamente, come affermava qualcuno, se vogliamo rottamare oppure vogliamo fare il saldo e stralcio delle cartelle, c'è comunque bisogno che questi atti vengano notificati, perché uno dei problemi fondamentali è quello, se non avviene la notifica di questi atti, che comunque contenendo questi atti cartelle, imposte, tasse e contributi del 2019 e del 2020 potrebbero rimanere fuori da queste sanatorie che il governo stava pensando di far partire nei prossimi mesi. Diciamo che il fatto di partire con questa nuova pace fiscale è comunque un fatto abbastanza sentito, perché ci sono numerose cartelle e ruoli che l'Agenzia delle Entrate non potrà mai riscuotere perché intestate a persone decedute, società cancellate, soggetti estinti, ma è pur vero che ci sono numerose persone che vorrebbero mettersi in regola magari attraverso uno sconto che potrebbero ottenere sul pagamento delle somme. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera, dottoressa. Senta, volevo fare una domanda all'avvocato. Prego, da dove ci chiama? Da Briatico. Da Briatico, benvenuta, prego. Sì, sono sempre io, vi chiamo sempre. Ah, ecco, ben ritrovata allora signora, bene, ci fa piacere. La nostra sì, mi piace la vostra, a me piacciono queste cose da sapere, ha capito? Grazie, allora, prego. Volevo dire all'avvocato, una persona che ha 66 anni compiuti a novembre e che è un invalido al 75% e ha 290 euro di pensione, può andare in pensione di vecchiaia o niente ancora? Il prossimo anno, 67 anni, il signore si tramuterà... 66 anni a novembre. Sì, adesso questo anno ne compierà 67. 7. Non ha diritto a nessun aumento su questa pensione di 290 euro? Non è il 100% di invalidità, è il 75%, no, 75%, per cui c'ha un'indennità che però non è, diciamo, non dà diritto all'aumento, al raddoppio. E quindi il prossimo anno si tramuterà in vecchiaia la situazione sua, non sarà più con l'indennità, l'invalidità del 75%, si tramuterà
Ho capito, pensione, allora deve aspettare vecchia. ancora tutto questo anno? 67 anni, 67 anni. Non è che sono di più di 67, no? No, fino a mo' no, cioè fino a 67 si va in pensione, tranne che non ci siano altri, diciamo, poi, ecco, per mancanza di finanza pubblica che poi aumenti il costo. Attualmente, ho capito, attualmente avvocato, allora questa deve passare tutto il 2021. purtroppo Va bene, io sì, la ringrazio. perché non è, diciamo, E lui perché i non ha... contributi non gli bastano per la... vi stavo dicendo questo, vi stavo proprio dicendo No, non gli questo, bastano, non li ha altrimenti... 20 di contributi. aveva? No, non ha 20 anni di contributi. Perfetto, altrimenti poteva accedere prima in pensione rinunciando ad una piccola percentuale, poi però non siamo nelle ipotesi per cui lasciamo, va bene così, deve aspettare, deve attendere ancora un po'. Va bene, avvocato, la ringrazio, molto gentile. Grazie, grazie. Grazie signora. Arrivederci. Continui a seguirci, insomma dovremmo dare un premio alla signora, alla nostra telespettatrice. Sì, ma ci sono i telespettatori invece che ci fa piacere, che ci seguono, che fanno rete e naturalmente poi intervengono. Volevo dire che dobbiamo ricordare che in questo periodo, so che il dottore Scalmazzi opera molto in questo campo, e per quanto riguarda, ricordiamo, tutti coloro che sono comunque sovraindebitati, vi sono le procedure. Ne abbiamo parlato molti mesi fa della legge salva suicidi, la legge 3 del 2012, però dal punto di vista, ecco, delle aziende, se il dottore Scalmazzi ha, diciamo, il polso della situazione, perché c'è anche questa procedura, glielo chiediamo, sì. Dov'è il dottore Scalmazzi? Eccolo, eccolo. Prego, insomma, queste persone che hanno questi debiti, sono sovraindebitati, questa legge salva suicidi, poi chiedeva l'avvocato, lei è un po' il polso della situazione, no? sul nostro territorio. Allora, per quanto riguarda questa famosa legge salva suicidi, che è la legge 3 del 2012, in Italia i diversi tribunali si sono mossi a macchia di leopardo. Diciamo che non c'è un'applicazione uniforme sul territorio nazionale di quella che è il tenore e lo spirito con cui questa norma era nata, che era quella di dare la possibilità al debitore, e l'innovazione stava nel fatto che il debitore che poteva accedere a questa tipologia di procedure era il soggetto privato, ovvero il soggetto non fallibile. Per quale motivo? La legge italiana prevedeva delle tutele a favore delle imprese in difficoltà all'interno di quella che è la normativa fallimentare, anch'essa oggetto di ristrutturazione, sospesa per l'emergenza sanitaria, dove la nuova legge fallimentare, che oggi è la legge sulla crisi d'impresa, partirà da settembre 2021. E proprio per venire incontro sia alle aziende che ai privati, la manovra finanziaria di fine anno aveva favorito l'anticipo dell'entrata in vigore di alcuni commi proprio della normativa sulla crisi d'impresa e delle debitazioni. Che cosa prevede questa normativa? Per il soggetto non fallibile e per il privato dà la possibilità di poter accedere attraverso degli organismi di composizione della crisi che sul nostro territorio sono promossi sia da alcuni ordini professionali che dalla locale Camera di Commercio, di accedere a una procedura che si chiama di composizione della crisi. Che cosa prevede questa composizione della crisi? Il raggiungimento di un accordo con tutte le persone alle quali il soggetto deve del denaro. A fronte di questa richiesta e questo accordo che viene raggiunto, il giudice può concedere, oltre che una consistente riduzione del debito in alcuni casi, la dilazione del debito stesso. Quindi riesce a dare respiro all'individuo, ma soprattutto a farlo rientrare
in quella dimensione di vita e di tranquillità che ogni persona dovrebbe godere. Diciamo che in questo momento questo argomento è diventato molto sensibile proprio per l'emergenza sanitaria. Ci sono numerose persone in difficoltà, non riescono a pagare più le rate del mutuo, molte persone hanno sospeso le rate dei mutui, ma non solo, anche di prestiti personali. E quindi che cosa succede? L'utilizzo di tale norma potrebbe ridurre il debito e così garantire alle famiglie in difficoltà una migliore gestione di quel poco denaro che oggi hanno a disposizione. Le strade ci possono... Le strade ci possono essere, però diciamo che poi la norma, cioè in Italia c'è ancora il pregiudizio nei confronti del debitore. Chi è debitore comunque siamo molto giustizialisti, nel senso certo. Il debitore deve essere punito. Ci sono, come stiamo osservando in questi anni, quindi dal 2008, quando c'è stata diciamo, la prima vera crisi economica, e fino ad oggi molte famiglie sono in difficoltà, molti soggetti sono in difficoltà per svariati motivi e naturalmente sappiamo benissimo che anche durante la pandemia, ma anche prima, l'usura di strada, l'usura di quartiere, l'usura che praticamente ti toglie la vita e naturalmente il debitore non è che si fa usurare, si fa sparare dagli usurai, certo. perché ci sono delle situazioni, sappiamo benissimo che è entrato diciamo, a carico dello Stato, il Servizio Sanitario Nazionale, sappiamo la ludopatia. La ludopatia non è il giocattolo, cioè quelli che sono malati di gioco, per cui è lo Stato che ha il monopolio, che guadagna sul vizio degli italiani, però poi gli paga le spese. Il vizio degli certo, italiani poi... praticamente prima di accorgersi che è ludopatia hanno venduto patrimoni, sono andati in mano agli usurai e non hanno più nessuna risorsa. Queste leggi, tipo la legge salva suicidi sul sovraindebitamento, praticamente è diventata talmente aziendalistica, nel senso che se tu hai puoi accedere, se tu non hai, quindi legge salva suicidi significa salvare uno che si sta suicidando. Naturalmente la prassi dei tribunali è la solita delle banche: se hai qualcosa da darmi in garanzia ti faccio accedere, se non hai garanzia puoi anche morire. Però questa è la situazione, quindi tutti i telespettatori sanno che in questa Repubblica noi siamo sempre nei tribunali, per cui parliamo sempre con dati di fatto. Il dottore Scalmazzi so che anche presta consulenze di parte per quanto riguarda queste leggi salva suicidi e sappiamo che se il soggetto che ricorre ha garanzie, come la banca, hai garanzie ti do soldi, se non hai garanzie puoi morire. Intanto abbiamo una telefonata, cosa. Però poi facciamo intervenire di nuovo il dottore Scalmazzi. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Salve, da dove ci chiama? Sì, buonasera, chiamo da San Benedetto. Benvenuto. Intanto, prima di fare la domanda, la solita richiesta, oggi non l'avevo fatta, si abbassa un po' il volume del televisore perché altrimenti non sentiamo, non riusciamo a capire bene. Può abbassare il volume del televisore e fare la domanda all'avvocato oppure ai nostri consulenti, il dottore Scalmazzi oppure la dottoressa Ippolito. Sì, vorrei chiedere all'avvocato. Prego. Più che altro vorrei siccome io percepisco una pensione tedesca, questa pensione logicamente viene tassata già all'origine in Germania, quindi a me mi mandano i soldi già, sono stati già, diciamo, tassate. Perché devo pagare un'altra volta qui quando vado a fare la denuncia dei redditi? È perché se voi aveste maturato una pensione nel territorio italiano e poi andate a vivere in Germania,
lo Stato italiano non è che vi mandi i soldi così freschi freschi, ve li tassa, ve li mandi in Germania. In Germania quello è un reddito che secondo le norme dello Stato sconta una tassazione. La stessa cosa è questa. In Germania le tasse lo Stato voi avete il netto, no, che vi viene dalla Germania, arriva in Italia, è un reddito che voi percepite da pensione e ci pagate le tasse. Questa Molto è la semplicemente. risposta. Scusate che vi ho fatto la cosa molto, però semplicemente questo, nulla di strano, ecco, nulla di strano. Quindi è tutto normale? È proprio tutto, quando si tratta di tasse è tutto normale. Quindi è tutto normale. Va bene, questa è la realtà. Molto sintetici, non La ringrazio ecco, molto. Mi Buona giornata. dispiace, mi dispiace, ma è così. Purtroppo è così, grazie per aver telefonato. Altra domanda, poi c'è lo sfogo di una mamma, se abbiamo tempo vorrei leggerlo, perché questo è uno spazio proprio per dare voce ai cittadini, anzi se vuole intervenire anche in diretta non ci sono problemi, però ci ha mandato un messaggio. Allora, intanto c'è questa domanda: chi ha percepito il reddito di emergenza può usufruire del reddito di cittadinanza? Certamente non sono incompatibili, anzi abbiamo ricordato che quando uno finisce il primo periodo di reddito di cittadinanza, 18 mesi, e subisce un mese di diciamo vacazio, cioè fra un periodo e l'altro, praticamente per un mese, per cose burocratico-amministrative non lo percepisce, lì interviene il reddito di emergenza e comunque il reddito di emergenza non è incompatibile con il reddito di cittadinanza. Quindi sì, la risposta perfetto. sì, dicevo, questa mamma, allora abbiamo visto in questi giorni scuole aperte sì, aperte no, la regione che chiude, il TAR che riapre, il Consiglio di Stato che boccia la regione, quindi le scuole medie ed elementari sono state riaperte. Allora c'è questa mamma che dice: ho presentato un certificato medico al preside dell'Istituto Comprensivo di Rende e ha richiesto anche la DID perché la figlia non può stare con la mascherina per troppe ore, quindi presumibilmente questa bambina ha dei problemi. In segreteria mi hanno risposto che non sanno cosa dirmi e come aiutarmi. Io non so cosa devo fare, scrive questa donna, non voglio assolutamente che mia figlia stia senza la mascherina in classe, però non so a chi devo rivolgermi. Ho chiesto eventualmente la riduzione dell'orario scolastico e mi è stato risposto di no. Ho capito solo una cosa, conclude, che purtroppo i ragazzi con problemi non hanno nessun diritto. E questa è una frase che è un pugno nello stomaco. È una veramente. frase che fa male. I ragazzi che hanno qualche problema, diciamo che non sono aiutati, non sono garantiti, non soltanto durante il Covid. È una lunga faccenda questa. Dovete rivolgervi al provveditorato agli studi, qua a Cosenza, praticamente, che provveda, perché il provveditorato che poi può provvedere, e naturalmente all'assessorato all'istruzione e alla sanità del comune di Rende, i quali devono intervenire anche prevedendo per vostra figlia, anche con modalità a distanza, se non è possibile, o con un'aula diciamo che abbia solamente per vostra figlia, oppure con le distanze dovute, e praticamente avere un insegnante di sostegno, non perché va sostenuta normalmente, ma di sostegno perché se ha difficoltà e non può tenere la mascherina per poi c'è 5 la paura ore, a farla rimanere senza e poi mascherina. senza mascherina ovviamente poi sarebbe gli altri, i cosiddetti normali, si lamenterebbero, per cui faccia istanza al provveditore agli studi. Ecco, poi chiaramente perché il diritto all'istruzione non può essere negato. Voglio ricordarvi che in ultima analisi tutte queste autorità che vi ho detto, chi sovrintende è il prefetto di Cosenza. Quindi il diritto all'istruzione
in questo caso nelle fasce di età in cui è possibile la presenza, deve essere garantito. Quando il calpestato, soprattutto per motivi, per come ha spiegato la telespettatrice, agisca con queste autorità. Poi chiaramente se vuole intervenire in diretta tra Quando poco, vuole, come no. Siamo quasi in chiusura, quindi anche la prossima settimana c'è spazio per un'altra richiesta che ci arriva sempre sul nostro numero WhatsApp. La pensione di cittadinanza ha bisogno di rinnovo visto che si tratta di una ultra ottantenne e percepisce questa pensione di cittadinanza da soli 9 mesi. No, perché fino a quando ci sarà la misura, cioè fino a quando c'è la copertura economica andate tutto bene. Mi pare che adesso nel Recovery Fund, questo che hanno approvato, c'è una parte di soldi che vengono naturalmente impiegati per queste misure di sostegno al reddito. Sì. Perfetto, intanto andrei a salutare già Cristian Scalmazzi e Mariella Ippolito, grazie chiaramente per essere stati qui con noi. Ecco, vedo il dottore Scalmazzi. Diciamo, dottore Scalmazzi, saranno giorni di attesa, no? Per vedere quello che maturerà da qui ad una settimana, perché insomma si inserisce la crisi di governo, ci sono delle misure in corso, ci sono delle attese, ci sono anche delle proteste, no? Che verranno messe in atto già da domani dai ristoratori, ad esempio, che hanno deciso di protestare pacificamente rimanendo aperti oltre le 18. Io capisco anche i ristoratori che un giorno possono aprire, un altro devono chiudere, poi si devono attrezzare per riaprire, insomma, è diciamo una situazione molto difficile. Quindi, dottore Scalmazzi, saranno giorni di attesa? Saranno giorni di attesa, proprio la mancanza di un esecutivo che doveva garantire l'attuazione di quelle che erano le norme e fare partire questo nuovo ristori a favore delle imprese, ma diventa anche un problema dover gestire una fase emergenziale senza una giusta guida. Purtroppo le cose sono andate in questo modo. Io dico sempre, meglio avere qualcuno al comando in un momento di difficoltà piuttosto che non sapere che direzione prendere, perché nessuno è al timone della nave. Io vi ringrazio sempre, ci vediamo giovedì prossimo, grazie. Grazie dottore Scalmazzi, saluto anche Mariella Ippolito. Tornando alla cassa integrazione, i nostri telespettatori dicono l'incertezza è su quando poi avremo questi soldi. Ecco, il fatto di sapere quando si inizia, quando non si sa quando finisce, perché il datore di lavoro chiaramente può decidere, dando il preavviso di 5 giorni, di far rientrare al lavoro il dipendente, però i dipendenti dicono ma noi non possiamo andare avanti con l'incertezza di non avere i soldi, il cash, ecco, per andare avanti. Quello è il problema. Esattamente, oltre alla tempistica che non si sa effettivamente quanti cassi integrati vengono pagati, la cosa peggiore è che non possono accedere a nessun'altra forma di sostegno, perché purtroppo, essendo dipendenti, essendo coperti da questa forma di misura, purtroppo sono inibite tutte le altre, quindi niente reddito di emergenza, niente reddito di cittadinanza, nessun'altra indennità. Quindi questo è ancora peggio, perché giustamente ci si può stare appigliati solo a questo misero sussidio che purtroppo non ne parla nessuno della tempistica di elargizione. Purtroppo è così. Speriamo in un miglioramento, in un cambiamento che ci porti ad un miglioramento. Incrociamo le dita. Vedremo tra una settimana che cosa accadrà. Intanto la ringrazio. Grazie a voi e buona serata. Avvocato, siamo in chiusura. Devo ringraziarla, poi... Grazie a voi. Speriamo giovedì di avere qualche buona notizia. Ecco, noi ci speriamo sempre. Iniziare con una buona notizia. In questo periodo ne abbiamo davvero bisogno. Rallegra la vita. Ecco. Grazie all'avvocato Pierpaolo Rodigliere e come sempre grazie anche a voi.